La vasta area alpina orientale, a cavallo tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia, rappresenta un ambito territoriale unitario per quanto riguarda la gran parte degli aspetti faunistici e vegetazionali. L'elevata naturalità del settore è dimostrata dalla presenza al suo interno di numerosi siti di importanza comunitaria. Il progetto FANALP ha per obiettivo la creazione di una rete di cooperazione transfrontaliera per la tutela e la valorizzazione di queste aree. Le immagini contenute in questo documentario ci guidano alla scoperta del territorio seguendo i vari percorsi dei programmi di ricerca condotti nei due seguenti siti di importanza comunitaria della regione Friuli Venezia Giulia. Le Dolomiti Friulane, che occupano il settore occidentale al confine con il Veneto. Le Prealpi Giulie settentrionali, che si estendono nel settore orientale, confinante con la Slovenia. Il territorio interessato dai due siti coincide quasi perfettamente con quello dei due parchi naturali regionali, il Parco delle Dolomiti Friulane e il Parco delle Prealpi Giulie. All'interno di queste aree si è scelto di studiare alcune specie e habitat riconosciuti di particolare interesse dalla Comunità Europea. Per molte di queste specie i monitoraggi vengono svolti solo in determinati periodi dell'anno che coincidono con la stagione riproduttiva. Altre, come ad esempio lo stambecco e l'aquila reale, possono essere invece studiate nel quadro di programmi che interessano le diverse stagioni dell'anno. Il progetto FANALP ha permesso di svolgere interessanti ricerche, di raccogliere importanti informazioni e di ottenere quindi significativi risultati su molte specie e habitat presenti nei due siti regionali. Grazie a questo progetto nasce un'importante rete di collaborazione transfrontaliera con una metodologia di ricerca comune e un unico obiettivo da raggiungere: la conservazione della biodiversità, patrimonio che appartiene a tutti e non conosce confini.